Io sono qua. Ben ritrovati in diretta alla pagina Borni in FVG, il progetto che mette in rete i corregionali in tutto il mondo, le persone che sono partite dal Friuli Venezia Giulia per spostarsi in un altro paese. Oggi abbiamo in collegamento da Los Angeles il triestino Riccardo Berdini che si sta facendo il caffè del mattino. Buongiorno Riccardo. Buongiorno a tutti, sto arrivando perché senza il caffè io non posso vivere. Vabbè, ti aspettiamo. Allora, intanto riepilogo un po' la tua storia. Tu ti sei trasferito nel 2015 a Los Angeles, insomma in Italia hai avuto tante esperienze nel mondo dello spettacolo, del teatro. Adesso ci racconterai anche un po' come mai poi è arrivata la scelta di spostarti e poi parleremo anche di una bella novità perché da poco hai fondato anche una compagnia cinematografica. Spero che il tuo caffè sia pronto. Qua. Bene. Allora, Buongiorno, Riccardo, buonasera a tutti. grazie. Raccontaci un po' com'è stata la decisione, tu cosa facevi, insomma, un po' per chi non ti conosce in Italia e quando hai detto, bene, faccio la valigia e me ne vado. Vabbè, io ho sempre avuto un'adorazione per Los Angeles, fin da quando ero bambino, mi piacciono i film, mi è sempre piaciuta Hollywood, mi è sempre piaciuta l'idea di venire a vivere a Los Angeles, ma non l'avevo mai presa seriamente. Tant'è che in Italia ho intrapreso la carriera da musical performer, che stava andando abbastanza bene, però non ero veramente soddisfatto. Un po' perché, nonostante facessi parte della compagnia L'Arancia, che è una grandissima compagnia, non so se esiste ancora in Italia, penso di sì. Sì, penso di sì, certo. Okay. Le cose stavano andando molto bene, però diciamo che non facevo degli spettacoli, non interpretavo dei ruoli che non mi stavano soddisfando, ecco. Non erano proprio la cosa... erano bellissimi spettacoli, non voglio essere malinterpretato, però non mi davano io sono Volevi facilissimo, qualcosa di più, dai. sono mezzo matto, sì, ho bisogno ogni volta di nuovi stimoli. Tant'è che ho mollato il musical, ho deciso di trasferirmi a Los Angeles nei 2 anni in cui ho preso il visto, che è stato un processo lungo e una bella rottura di scatole, ecco, e ancora sta andando avanti perché non sono ancora un cittadino, è tutta una cosa, guarda, non parliamo di questo. È l'ostacolo più duro per muoversi qui in America. Però ecco, in quei 2 anni io ho cominciato a studiare magia e ho fatto un'accademia di stuntman, che mi piacciono sempre le cose atletiche estremi, gli sport estremi, tutte cose, ho detto sono mezzo matto, mi piacciono. E così, in quei 2 anni mi sono preparato, sono arrivato qua per fare l'attore e il regista, perché io da quando sono piccolo voglio fare il regista, è proprio un pallino che sono un amante del cinema, ossessionato col cinema, conosco tutto, sono un vero nerd. Ecco, tu hai fatto, guardando anche le tue foto si capisce, hai fatto spettacoli di magia, hai fatto lo stuntman, sei atletico, capriole, vedo mille movimenti. Hai fatto anche spettacoli dal vivo, credo che tu li faccia ancora. Tutte queste cose, però, per uno che arriva dall'Italia e arriva a Los Angeles, non credo sia stato subito facile. Tu hai avuto però l'elasticità, anche un po' forse la fortuna di adattarti subito. Sì, no, non è facile, però a me, cioè, nella vita, quello che vuoi fare, lo fai. Ed è una cosa che noi italiani non lo capiamo. Vuoi fare una cosa? La fai. Cioè non c'è nulla che ci può fermare. La vita è breve, è veloce. Ho 36 anni, sono passati così. Ma perché devo stare a fare un lavoro che non mi piace, vivere in un posto che non mi piace, fare le cose che la società dice solo perché dice ma non mi piacciono? Cioè, noi possiamo fare quello che vogliamo. È solo una questione culturale nostra. Io tutto quello che voglio fare, succede che lo faccio. Trovo il modo. Cioè, nel senso, poi è lunga. Io vorrei recitare molto di più, vorrei dirigere. Invece, guarda caso, mi è capitato che diventassi mago prima e adesso produttore cinematografico. Quindi ancora non arrivo dove voglio arrivare, che è la recitazione e la regia. Sto prendendo mille altre strade per arrivarci. È il mio cammino, il mio percorso, ma io ci arriverò, non ho dubbi. Non è che sto qua dicendo, ah, chissà se lo farò. Cioè, se la salute mi aiuta e se le cose continuano ad andare nella maniera, continuo a lavorare duro come sto facendo, io so che finirò dirigendo i miei film, interpretando in grossi film, cioè, lo so, capito? È una cosa, non lo so, per me è sempre stato naturale, mi sono sempre scontrato, ecco, diciamo che ho lasciato l'Italia per questo. Perché Beh, questo una grande forza, una determinazione, inseguire i propri obiettivi, insomma, è quello che ti ha mosso sempre. sì, sì, però dovrebbe essere una cosa abbastanza naturale per tutti. La gente è facile? No, non è facile.
non è facile per niente, ma se non abbiamo un po' di challenge, come si dice challenge in italiano, scusa? Se non abbiamo Cambiamento, però voglia di cambiare. delle sfide, se non abbiamo delle sfide nella vita, Ah, ok, scusa. che scusate, ogni tanto Se- prendevo in giro le persone che cominciano a parlare metà italiano e metà E un'altra sei così adesso. però è vero. Senti, quali sono le soddisfazioni più grandi che hai avuto finora guardando a questi 4-5 anni che sei fuori? Tornando un po' indietro, quali sono le soddisfazioni, i momenti che ti hanno dato più gratificazioni? Beh, è stato creare il mio spettacolo di musica e magia e poterlo fare mensilmente in un locale veramente importante qui a Los Angeles. Però una cosa paradossale è che il mercoledì sera si esibiva Jeff Goldblum, che non so se conoscete l'attore Sì. di Jurassic Park, un grande attore americano, un classico, e lui aveva il suo concerto jazz e col piano, e io facevo lo spettacolo il giovedì. Quindi è stata una cosa tipo, wow, Jeff Goldblum il mercoledì, io il giovedì. Me era piaciuto. Faccio questo spettacolo di musica e magia dove, diciamo, mescolo le mie capacità di performer, di cantante, con le capacità di un mago, perché sono diventato un mentalista e mago, che mi ha dato il modo di sopravvivere qua a Los Angeles in questi ultimi 4 anni, prima di aprire la compagnia di produzione. E quella è stata una bella soddisfazione. Poi ho creato degli effetti magici che stanno usando i più grandi maghi al mondo, quindi essere anche un creatore di magia non me lo sarei mai aspettato, ma è una soddisfazione bellissima. È arrivata così, e mai avrei detto nella mia vita che sarei diventato un mago, eppure è proprio un'arte interessante e affascinante. E sì, dai, queste sono state, vabbè, poi sono stato in televisione americana, ho fatto le cose, però non è che proprio le vedo come delle grandi soddisfazioni, ecco. Sì, sono arrivato. Beh, questo aver imparato una cosa nuova, esserti rimesso in gioco, dai, questo. Esatto, questo. Essere diventato un mago affermato e anche conosciuto a livello, diciamo, mondiale all'interno del circolo della magia è stata una cosa una bella soddisfazione. Senti, vediamo quest'ultima novità, questa compagnia nuova, questa nuova avventura che ci hai anticipato prima. Come è nata l'idea di fare quest'ulteriore passo avanti, insomma, questa novità? E quali sono gli obiettivi per questo settore? Allora, non mi sarei mai aspettato di creare una compagnia di produzione cinematografica. Ho avuto tanti clienti nel mondo della magia e la magia mi ha portato a conoscere determinati clienti che mi hanno chiesto: ma visto che tu sei bravo a convincere le persone, sei una persona molto capace, si vede che conosci il cinema, insomma c'è stato molto rispetto e molto apprezzamento verso di me e le mie doti, non solo da mago ma anche umane, e diciamo, cioè, non credo di essere un cervellone, non credo di essere una persona di grande cultura, però insomma non sono neanche un ignorante, ecco, diciamo che conosco le mie cose e qua l'hanno notato, soprattutto a livello cinematografico l'hanno notato. Un carissimo amico mi ha chiesto: Riccardo, perché non mi aiuti a produrre questi film? E io faccio: ma che produco io? Non c'ho una idea. Io ho detto: dove produco? No, ma il produttore non è quello che mette i soldi, il produttore è quello che li trova. Il produttore è quello che capisce quale regista scegliere per la storia giusta, il produttore è quello che trova lo sceneggiatore o che trova la sceneggiatura e dice wow, facciamoci un film, è quello che comincia tutto il processo diciamo di business alle spalle e aiuta il regista, che è quello che dovrebbe essere il leader del processo creativo, a creare la pellicola. A me piace il cinema, io quello che volevo fare fin dall'inizio. E quindi abbiamo creato questa compagnia di produzione. Tra una cosa e l'altra abbiamo trovato 2 finanziamenti per dei film, delle cose, abbiamo costruito la nostra compagnia cinematografica e abbiamo preso un altro partner, siamo in 3, stiamo costruendo un bel team. Verso quali film vi orientate come genere? Azione, avventura, dramma, direi. Io non sono un amante delle commedie. Per adesso abbiamo 2 drammi basati su storie reali. Non voglio parlare di nessuno dei film che siamo in produzione perché non voglio dire nulla finché insomma le cose non vanno. Però diciamo che stiamo lavorando con i top al mondo, e top sceneggiatori e i top registi, quindi bene, ci racconteremo più avanti gli aggiornamenti. Senti Riccardo, tu ci siamo sentiti tempo fa per diversi articoli
E mi hai detto una cosa tempo fa, a differenza di altri corregionali che magari ogni tanto dicono ma un domani forse tornerò in regione, forse tornerò chi a Trieste, chi a Udine. Tu una volta mi hai detto io in Italia, per quello che è stato la mia esperienza, eccetera, non ci voglio tornare. È ancora così? No, no, non No. ci voglio tornare. È cambiato? Sto bene qua. Sì, allora stai bene lì. Ma proprio tanto. Allora, torno in Italia con un enorme piacere ogni volta, perché ho tutti gli amici, la famiglia, le persone più care, e anche perché gli americani sono un po' strani nel loro modo, cioè io adoro vivere qua, c'è molto distacco emotivo, noi siamo un altro mondo, quindi la maniera in cui noi siamo amici, in cui noi siamo entusiasti, passionali, cioè siamo proprio culturalmente e socialmente diversi. E questo mi manca, infatti i miei migliori amici qua, beh no, ho tanti amici americani, ma i miei migliori amici, il mio gruppo proprio di amici siamo tutti italiani, perché è diverso. Quindi sì, mi mancano gli italiani, mi manca l'Italia, sicuramente. Però stai bene lì, questo Ma mi hai non detto. ci torno manco morto, ecco, diciamo. Senti, un'altra cosa che ci chiedono sempre quelli che ascoltano queste interviste sono anche di chiedere alle persone che intervisto come si vive la quotidianità nel posto ovviamente in cui tu sei. A Los Angeles, parlando di vita quotidiana, spostamenti, proprio quello che tu vivi durante la giornata al di là del lavoro, quindi non so, quando anche hai a che fare magari con piccole cose che riguardano la burocrazia, cioè la vita di ogni giorno, com'è a Los Angeles? A Los Angeles a me mi ricorda un po' la Trieste d'America, Come mai? perché c'è il mare, ci sono le montagne, non lo so, c'è qualcosa Montagne, insomma, un po' sì come noi, un po' le alture. pure, le montagne. Beh, però anche come a Trieste hai le montagne a 2 ore. Io Sì, sì, in sì. 2 ore di macchina ho Big Bear City, che è un posto incredibile, montagne con lago, sci, a 2 ore di distanza, è un po' la Triestina. A 4 ore di distanza vado a Las Vegas, a 2 ore vado a San Diego, che ne so, 2 ore vado a Palm Spring, Joshua Tree a 2 ore di distanza. A Los Angeles è un posto geograficamente interessante perché sei in mezzo a tante cose. Mi ricorda Trieste, che Trieste sei vicino a Vienna, vicino a Lubiana, vicino alla Croazia, vicino a Venezia. Una bella posizione, dai. La posizione ti permette di viaggiare un po' l'Europa, ti permette di avere tanta possibilità di divertirti con un paio di ore di viaggio. Mi ricorda un po' questo, quindi a parte questa posizione, la quotidianità. Per me la quotidianità a Los Angeles è bella, cioè esci, fa sempre caldo, è sempre sole. Non hai mai quel caldo asfissiante e d'inverno, cioè, d'inverno esci con una felpa. Bello. Senti Riccardo, l'ultima domanda che ti faccio riguarda ovviamente, abbiamo parlato anche con gli altri, la situazione come adesso, per quanto riguarda, credo che anche voi siete più o meno tornati alla normalità dopo il lockdown e la ripresa, insomma, anche voi più o meno? Sì, però qua i casi stanno aumentando, quindi io non capisco cosa stiano facendo, che è pericoloso. Hanno riaperto, stanno riaprendo tutto piano piano. Noi non abbiamo mai avuto un lockdown totale come Los Mhm. Angeles. Mai. Cioè il lockdown è sempre stato, vabbè, tutto chiuso, però potevamo girare per strada, potevamo andare al supermercato, diciamo, senza... Il supermercato dove andavo io non c'era neanche la fila per entrare. Per altri supermercati sì. Però la situazione non lo so, si stanno riaprendo tutto, ma c'è veramente incertezza. E Perché anche per il lavoro sta anche più o meno rientrando, tutti i settori stanno rientrando alla normalità. Hai qualche preoccupazione anche per il vostro settore o anche lì si sta sistemando un po'? no, per il cinema è buono perché gli streaming services, come si chiamano, le piattaforme digitali, c'è tanta richiesta. Quindi per il cinema la richiesta è grossa, perché ovviamente la gente sta a casa e vuole vedere film. Quindi la richiesta è enorme. Però per i performer live, musicisti, maghi, è un bel problema, perché gli eventi sono tutti cancellati. Questa è una città che vive di eventi. Io come mago ero capace di fare 20 eventi al mese, essere pagato migliaia di dollari per ogni evento, c'è cose bellissime che non avrei neanche potuto fare in altre città d'America, perché qua si vive di eventi, continuamente party, feste, presentazioni al top del mondo, grandi corporazioni, no? Grandi compagnie. Adesso è tutto cancellato. Se dovessi essere solo mago,
Se dovessi lavorare solo con la magia come ho fatto fino a un paio di mesi fa, sarebbe un grosso problema, devo essere sincero. Beh, insomma, tanto tu delle idee ne hai tante, hai, come ci hai raccontato, insomma, anche nuovi progetti che sono partiti da poco, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo e anche qui sulla pagina di Born aggiorneremo anche quelli che sono i tuoi progetti e anche quello che farai in futuro. Io ti saluto da Trieste e ci sentiamo presto. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao.